Vito Tisci, presidente del settore giovanile e scolastico nazionale, qui a Distrana per l'inaugurazione del primo centro federale territoriale del Veneto, presidente del primo di 18 che verranno aperti nella nostra regione, insomma all'interno di un progetto che ne prevede 200 se non sbaglio su tutto il territorio nazionale. Sì, state andando a gonfie vele. È un progetto che va a gonfie vele, spedito, questa è la terza fase, se ne aprono 5 oggi, si aggiungeranno ai 10 già in attività, in Veneto sono previsti 18, questo è il primo, oggi è una giornata di festa per il calcio Veneto, ma soprattutto è una giornata dedicata ai ragazzi, ai giovani, che è la mission del settore giovanile scolastico, sono dei centri fortemente voluti dal Presidente federale Carlo Tavecchio, che sta investendo come federazione tante risorse per cercare di innalzare il livello di qualità dei giovani, per ridurre il gap con i paesi europei, soprattutto per formare dei giovani tecnicamente più forti, sia dal punto di vista tecnico che agonistico, per mettere a disposizione sia delle nazionali giovanili ma anche delle società di provenienza. È un progetto ambizioso, mai la federazione aveva investito tanto nel settore giovanile, è un progetto che un po' cambia il passo per quanto riguarda la politica dei giovani. Walter Bedin, coordinatore federale regionale del settore giovanile scolastico qui del Veneto. Walter, è un grande giorno per il Veneto perché c'è l'apertura oggi, l'inaugurazione del primo centro federale territoriale qui a Distrana. Ecco, se ci può un po' illustrare il progetto dei CFT, insomma, e come si svilupperà poi in Veneto. Innanzitutto siamo orgogliosi di come Veneto di contribuire a questo progetto molto ambizioso a cui la FIGC attraverso il settore giovanile crede moltissimo. Il progetto è rivolto a ragazzi under 13, under 14 e under 15, 13-14 maschili e 15 femminile. Si lavora con le società del territorio cercando di dare questa opportunità ai ragazzi più promettenti che giocano nelle società dilettantistiche. Quindi è un'attività che va a integrarsi sul lavoro che viene fatto dalle molte società che in Veneto operano nel settore giovanile. E si parla appunto di 18 centri, possiamo dire insomma un po' una tempistica per riuscire ad arrivare a questo numero oppure ancora è presto? No, è vero, in Veneto sono previsti 18 centri a regime e 200 in tutta Italia. L'apertura di un centro comporta molto lavoro a partire dall'individuazione della sede e quindi della location dove viene fatto, dove nascerà, e quindi la tempistica in questo momento noi abbiamo una decina di società che hanno fatto la loro manifestazione di interesse e credo che forse non a ottobre ma più facile verso marzo del 2018 si vada a completare quello che è il nostro piano di centri federali. Presidente Giuseppe Ruzza, viene inaugurato oggi il centro federale territoriale di Distrana, il primo di 18 che verranno appunto aperti in Veneto. Presidente, anche da ex coordinatore del settore giovanile scolastico, una gran bella soddisfazione partecipare a questo progetto. Sono felicissimo perché arrivando ho visto tante bambine e tanti bambini, sono felicissimo perché finalmente si comincia a fare qualcosa sul serio e non si parla solo ed esclusivamente di progetti, ma i progetti stanno andando in porto. Complimenti al settore giovanile scolastico, con cui sia nazionale che regionale, con cui sappiamo che sia una perfetta sinergia e tutti noi siamo tesi affinché questi centri federali producano, virgolette, calciatrici e calciatori. Ne abbiamo bisogno, basta stranieri.